Nella nottata di ieri i ladri sono entrati in azione presso la struttura di Villa Betania a Villa Seta, l'ex casa di riposo per anziani che ospitava circa una settantina di persone, rubando il cancello, un cancello di ferro molto bello, come si vede dalle immagini. Subito è intervenuta la Polizia di Stato per un sopralluogo e individuare i responsabili. La struttura fu chiusa il 28 febbraio del 2019, assicurava lavoro diretto e indiretto a una decina di persone. Quindi la decisione di chiuderla durante l'amministrazione Firetto, la struttura non era più sostenibile e trasferire altrove i residenti. Le nostre telecamere stamani sono entrate sul luogo, oggi vandalizzato, abbandonato a se stesso, dove i predatori fanno razzia di quello che si può, ma è ancora recuperabile. Subito il sindaco con l'assessore Marco Vullo si sono recati sul posto. Il riscontro del primo cittadino, speranzoso, attende notizie circa un finanziamento presentato a chi di competenza e che potrebbe arrivare quanto prima, in modo che Villa Betania possa essere nuovamente riaperta. Sì, ha detto bene, è un peccato avere una struttura con questa potenzialità e vederla abbandonata, degrado pauroso, peraltro è stato anche rubato, di pelto rubato il cancello d'ingresso. Fortunatamente l'amministrazione comunale ha già puntato gli occhi su questa struttura, stiamo partecipando ad un bando, speriamo di riuscire a uscirne vincitori, quindi avere il finanziamento e in tempi brevi poterla ristrutturare e ridare di nuovo la sua funzione iniziale. Sì, stamani alcuni cittadini hanno fatto delle segnalazioni perché l'ingresso della casa di cura c'era il cancello che non c'era sostanzialmente, e quindi prontamente abbiamo informato le forze dell'ordine che sono venute a fare il sopralluogo. Stiamo adesso attraverso l'ufficio tecnico ripristinando, diciamo, nei limiti della possibilità e della sicurezza l'ingresso. Si tratta senza ombra di dubbio di che cosa? Di un fatto ingrescioso, ma che è dettato da quello che sfortunatamente è il degrado sociale di una struttura che sfortunatamente nel tempo ha visto la chiusura per tutta una serie di aspetti che io non sto qui a raccontare, ma adesso bisogna rimborcarsi le maniche ed è compito di questa amministrazione, in qualità di assessore quartieri sono molto legato al territorio di Villa Seta, e questa presenza della struttura come casa di cura in un territorio complesso e difficile come questo potrebbe diventare risorsa. E allora noi, attraverso delle importanti iniziative che stiamo portando avanti, perché occorrono i soldi adesso per ripristinare i luoghi, e stiamo lavorando su qualcosa di serio che speriamo in futuro possa riportare alla luce questa struttura e a disposizione della comunità tutta. Ecco, un fatto certamente increscioso, le forze dell'ordine stanno iniziando le indagini, ma già insomma, si può pensare addirittura a dei giovani che hanno fatto questa bravata? Più che bravata, possibilmente credo che sia una necessità di qualcuno di avere il cancello messo per i propri interessi. Non la definirei una bravata, direi che è un atto diciamo, di ruberia oltre che vandalico. Bisogna essere attenti. Il problema è che questa società nostra di oggi, l'odio, l'astio, la mancanza di principi sta portando a tutta una serie di atteggiamenti che sicuramente non aiutano, e il compito è nostro, è delle istituzioni e di tutti coloro che devono dare un proprio segnale. Bisogna stare attenti e vigili, questo è un fatto grave. Una struttura così importante per la città, per quello che rappresenta, vederla così abbandonata, senza vita, ecco, si può fare qualcosa per recuperare e fare in modo che, diciamo, possa ritornare agli splendori di prima? Duole il cuore senza ombra di dubbio, anche perché questa era una struttura che in città dava accoglienza soprattutto a chi? Alle persone sole, agli ultimi, e noi non abbiamo dentro la città una struttura di questo tipo che abbia, diciamo, un contesto pubblico, no? Che si avvicini a quelle che sono le esigenze degli emarginati, dei poveri, di quelli che comunque non hanno nulla o un senza tetto, no? Ecco, qui bisogna rafforzare ancora di più l'idea di una politica sociale diversa, e attraverso il ripristino strutturale prima, ma nell'idea dopo possiamo, diciamo, fare in futuro qualcosa di positivo. L'amministrazione comunale sta già lavorando a questo, soprattutto per Villa Betania, e cercheremo in futuro di poter delineare e definire quelle che sono le iniziative amministrative e di carattere burocratico che possono riportare, diciamo, la struttura alla sua vecchia gloria.